Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, io non so se Modena sia diventata la capitale della striscia di Gaza, la capitale d'elezione del califfato universale, in che razza di cortocircuito spazio-temporal valoriale si è intrappolata questa cittadina emiliana. So l'ultimo episodio di cronaca avvenuto nella città dove, ricordiamo, pochi giorni fa si è materializzato il primo atto di terrore sul suolo italiano che ha replicato oggettive modalità del terrorismo islamista in tutta Europa. Poi possiamo vedere il destino personal processuale, cosa si dirà sulle pseudomotivazioni e lo stato psichico dell'attentatore, ma era una matrice islamista. Benissimo. È accaduto a Modena mercoledì scorso che in un istituto scolastico 5 classi, 4 delle elementari e 1 della scuola materna, tra le altre cose, battessero le mani al grido di Free Free Palestine davanti a ospiti prestigiosi. Il sindaco in quota PD della città di Modena, appunto Massimo Mezzetti, e il signor Sulaiman Iazzi, non voglio sbagliare, indagato sostanzialmente per terrorismo nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge Mohammad Hannoun, accusato di rappresentare il vertice di Hamas in Italia e di raccogliere finanziamenti e risorse da destinare appunto a questa benemerita organizzazione di tagliagole. Nella fattispecie appunto il signor Iazzi è indagato per il reato previsto dall'articolo 270 bis, che punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ed era lì plaudente davanti ai bambini appunto delle scuole Pascoli, Graziosi, Sant'Agnese, Gramsci e della scuola dell'infanzia Collodi. Parliamo di un range da 6 a 8 anni. Costui che è indagato, come tutti gli indagati, innocente fino a prova contraria, ma un lievissimo problema di opportunità. Potevano porselo a Modena dopo pochi giorni, tra l'altro, da quell'episodio di Jihad Car a tutti gli effetti. Anche perché il signor Iazzi aveva dei precedenti social non esattamente incoraggianti, no? Il famoso, tetramente famoso 7 ottobre 2023, il giorno in cui si riaffaccia il pogrom nelle vicende umane, scrisse sui social "Oh Dio grazie", con 2 bei cuoricini verdi, no? Il colore di Hamas. Ma tra l'altro il giornale che ha tirato fuori questa vicenda è risalito a dei post che erano stati cancellati e anche precedenti. Nel 2014 scriveva "La resistenza a Gaza", sotto un collage di foto raffiguranti uomini completamente coperti con il logo di Hamas. Insomma, non sembra esattamente qualcuno allevato nei valori della liberal democrazia. Scoperchiato il caso dal giornale, è partito uno scaricabarile, per cui il sindaco, che appunto era presente all'iniziativa, ha subito rimarcato che pensava che questo signore fosse l'interprete, ignorando la sua posizione giudiziaria, ci mancherebbe, lo prendiamo in parola. La Gazzetta di Modena ci dice che però nemmeno le maestre dell'istituto sapevano nulla. E insomma non si capisce chi avesse la vaga contezza che davanti ai bambini, peraltro già molto discutibile fargli cantare Free Free Palestine, perché è il canto che ha come poi immediata subordinata "Dal fiume al mare", c'è un canto che riecheggia la cancellazione dello Stato degli ebrei, il peggio del Novecento. Ma addirittura che ci fosse un signore indagato per terrorismo nell'ambito dell'inchiesta su chi raccoglie fondi per Hamas in Italia diventa veramente inquietante. E per fortuna il ministro dell'istruzione del merito Valditara ha mandato gli ispettori negli istituti scolastici per verificare dinamica e individuare eventuali responsabili. Ci sarà uno straccio di responsabile di questo scempio valoriale che è andato in scena in queste scuole di Modena? Crediamo proprio di sì, ma al di là delle responsabilità
singole, siamo a un punto di non ritorno. Alcune città italiane sono ormai collocate su un'altra carta geografica, in un altro mondo, con altri riferimenti, e la cosa ci inquieta dannatamente. Grazie a tutti, a domattina.